Galio torna ad ospitare il corso nazionale del Corpo Soccorso Alpino e Speleologico che brevetterà le nuove unità cinofile da ricerca di superficie e molecolari. 50 unità cinofile sono alla prova per una settimana sull'altopiano dei 7 comuni, con un corso specifico di ricerca a superficie che si sviluppa sull'interazione del binomio cane e conduttore. Addestrare e formare nuovi volontari, nuovi soccorritori utili per la sicurezza ovviamente di tutti i cittadini di montagna del Veneto e di tutta Italia. Siamo di nuovo ospiti dell'altopiano per due motivi: per l'accoglienza che abbiamo avuto lo scorso anno sicuramente, e poi per i terreni operativi che rispondono pienamente a tutto quello che è le nostre esigenze sia di formazione che operative. Prima di avventurarsi in qualsiasi attività montana, il Corpo Soccorso Alpino raccomanda di avere una serie di accortezze per evitare problematiche che possono intaccare la nostra incolumità. Studiare bene l'itinerario e lasciare detto dove si va, utilizzare gli strumenti disponibili, per esempio GPS sul cellulare, eccetera. Valutare bene il percorso e le proprie condizioni fisiche.